Una malattia, un incidente, una delusione d'amore o solo la voglia di sfuggire alle responsabilità della vita. Tante situazioni, le più diverse, ma anche le più comuni, dalle quali scaturiscono momenti di debolezza e voglia di provare sensazioni diverse, voglia di essere qualcun altro e cercare una felicità solo temporanea. E il bicchiere di vino che prima era solo a pasto, lo spritz che prima era solo un cocktail saltuario con gli amici, diventano un qualcosa in più di un'ebbrezza saltuaria, diventano un'ancora su cui aggrapparsi sempre più spesso, prima ogni giorno, poi ogni ora, fino ad arrivare a rubarci ogni istante della nostra vita. La vita non ci appartiene più. Ad accorgersi per primi di questi cambiamenti sono le persone che ci stanno accanto, i familiari. Nelle migliori delle situazioni ci vedono seri, stanchi, con la voglia di isolarsi dagli altri. Quando va peggio, le reazioni all'alcol in corpo possono invece essere drammatiche, con reazioni violente, incontrollabili, che neanche la famiglia riesce a contenere. In questi casi l'agire insieme diventa essenziale, insieme alla famiglia ma anche a gruppi che in un clima di amicizia e condivisione delle proprie esperienze riescono non tanto a farci guarire da una malattia che non esiste, ma a farci cambiare uno stile di vita che ci aveva rubato tutto. Telespettatori di Storie di Famiglia, buonasera. Dunque l'avete sentito dalla nostra copertina iniziale, quello di cui parleremo questa sera assieme ad un gruppo di famiglie che hanno accettato di portare la loro esperienza, la loro testimonianza per far capire che dall'alcol si può uscire, è un problema diffuso. Abbiamo deciso di parlarne prendendo spunto dall'incontro che si è tenuto a Jesolo nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone provenienti da tutta Italia. Il titolo era emblematico: Alcol e ricerca della felicità. Una felicità temporanea, come è stato detto nella copertina iniziale, che a lungo andare distrugge prima chi dall'alcol ne abusa e quasi in contemporanea anche la famiglia. Questa sera con noi abbiamo proprio una famiglia, Sonia, Enzo, buonasera Sonia, e con noi anche Ennio Bottan. Buonasera Ennio, sono entrambi dalla provincia di Venezia. È una coppia che ad un certo punto della loro vita ha dovuto fare i conti con le difficoltà di Ennio, ma che grazie ad una moglie attenta, grazie alla nostra Sonia, ce l'ha fatta, ha combattuto i problemi alcologici e ora sono loro stessi che stanno dando una mano a chi l'alcol in famiglia lo sta vivendo ora come un incubo. E poi con noi questa sera c'è anche un giovane papà, Alberto Cavazzini. Buonasera, buonasera ad Alberto. Buonasera. Una vita normale, quella di Alberto, potremmo dire anche una vita di successo, me lo concede Alberto, un'agenzia di comunicazione ben avviata e dipendente, una compagna che gli sta accanto e che gli vuole bene. Ad un certo punto però della vita di Alberto gli capita un incidente stradale spaventoso, rischia di morire, la causa purtroppo è l'alcol. E iniziamo proprio dalla storia di Alberto. Alberto, ci racconti cosa è successa quella terribile notte del maggio del 2005? Ma è una storia purtroppo quasi banale, come ne accadono molte. Un sabato sera tra amici, qualche bicchiere di più, poi al momento del rientro, tra l'altro non ero neanche molto distante da casa, ho perso il controllo dell'auto e mi sono risvegliato poi la mattina dopo in ospedale, realizzando insomma più o meno quello che avevo fatto. Un brutto incidente nel quale ha rischiato di morire, è stato per parecchi giorni tra la vita e la morte. Beh sì, io da quell'incidente mi sono fatto 28 fratture, per cui posso dire che praticamente mi sono rotto ogni parte del corpo, a parte la testa e la spina dorsale, per cui anche il percorso poi di riabilitazione, tutte le sofferenze poi legate, come sempre succede, il percorso di riabilitazione è stato particolarmente problematico. L'ha pagato caro quel bicchiere di vino? Era solo un bicchiere di vino? Era un'abitudine che a lei aveva da parecchio tempo, quella di concedersi all'alcol?
No, non era solo quel bicchiere di vino, perché purtroppo io questo poi l'ho realizzato dopo. Il bicchierino fa parte purtroppo della nostra cultura, quindi molto spesso, come voi avete detto bene, descritto bene anche nell'introduzione della trasmissione, quel bicchierino molte volte poi diventano 2, poi diventano 3, c'è una... non ci si controlla più. Non ci si controlla più, o ci si controlla, però comunque c'è sempre un momento in cui la sostanza prende il sopravvento, perché diventa protagonista della tua vita, della tua quotidianità. Lei non si ricorda il momento in cui ha avuto l'incidente, cioè quando è uscito di strada? Lei fortunatamente diciamo, in quel momento non c'erano altre macchine che venivano in senso contrario. No, io fortunatamente non ho coinvolto altre persone nel mio incidente, nella mia stupidaggine. È stata una delle prime cose che ho chiesto quando mi sono risvegliato poi la mattina in ospedale. Non ricordo nulla, dopo tanti anni ogni tanto mi capita ancora di sognare il rumore delle lamiere, probabilmente perché poi lo stress legato poi anche a quel momento è stato, insomma, particolarmente forte. Ricordo benissimo tutto il percorso poi che è seguito a quell'incidente. Lei, Alberto, e ci teniamo a precisare, non era un alcolizzato, era una persona che era abituata ogni tanto a bere, come succede molto spesso nelle persone, nella società attuale. Il monito che lei vuole lanciare alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando da casa, soprattutto ai giovani, che spesso e volentieri non si rendono conto che la pazzia di pochi minuti può coinvolgere e compromettere la loro vita per sempre, che cosa vuole dire? Quello che voglio dire è che noi dobbiamo comunque impegnarci in una ricerca di sobrietà, perché quando poi io ovviamente porto il mio dato esperienziale, poi per esempio quando succede come a me che hai un incidente, molti pensano a tutta la fase riabilitativa, perché la prima cosa che devi fare è rimetterti in piedi, insomma, però non tutti mettono in conto che comunque un incidente grave insieme alle ossa ti frattura anche l'anima, e quella è la parte più difficile, perché dopo, normalmente, non lo dico io, lo dicono i medici, dopo un incidente arriva una lunga fase di depressione, perché ti chiedi perché è successo, cosa è sbagliato, eccetera. E io in quel momento è stato il mio vero momento di pericolo, perché quel è il momento in cui io veramente stavo sprofondando, quindi paradossalmente immediatamente dopo l'incidente avevo in qualche modo cercato di nuovo nell'alcol di risollevarmi, fino a quando a un certo punto ho detto no, non può andare avanti così, perché dovevo dare un senso a quello che era successo, e questo senso poi l'ho dato facendo il percorso che ho affrontato. Cioè è una questione, lo dico sempre anche ai ragazzi, la nostra vita è fatta di scelte. Noi possiamo scegliere se essere sobri, che è diverso dal fatto di essere astinenti come riguarda noi, o possiamo comunque decidere di fare una vita non sobria, però dobbiamo assumerci sempre la responsabilità di quello che facciamo. E per questo anche perché io sono qui questa sera. Ed essere coscienti di tutte le azioni che vanno dopo il momento in cui hai assunto dell'alcol, perché in questo caso diciamo che in un certo qual senso a lei è servito quell'incidente, Alberto. A me è servito perché, appunto, come dicevo prima, io dovevo dare un senso a quello che era successo, perché una cosa così grave che non ha coinvolto solo me, ma ha coinvolto la mia compagna, la famiglia della mia compagna, i miei colleghi di lavoro, mio padre, mia madre, non poteva essere fine a se stessa, per cui io l'ho trovata proprio attraverso gli amici dell'associazione, perché io ho voluto mettere a disposizione quella che è stata la mia esperienza, trarre gli aspetti positivi di quell'esperienza negativa e dove possibile trasmetterla anche agli altri. Io dico sempre che oggi, lei l'ha annunciato presentando il mio profilo, un giovane padre, io ho una bellissima bambina di 5 anni. Io dico sempre... Carlotta, che salutiamo, dovrebbe esserci anche una foto, anche perché sappiamo che che la sta seguendo da casa. Io dico sempre che se questa mia esperienza servirà per far diventare mia figlia una persona migliore di quella che è stata suo padre, eccola, bellissima con gli occhi.
già un risultato l'avrò già raggiunto, però io spero che saranno anche altri, perché attraverso la famiglia dell'associazione veramente ho conosciuto persone straordinarie che non avrei mai pensato di conoscere e alle quali oggi sono molto legato e al quale cerco di dare il massimo compatibilmente poi con gli impegni che abbiamo ognuno, perché non dimentichiamo che noi stiamo facendo un percorso per noi stessi, però stiamo facendo un percorso di volontariato, per cui anche, per esempio, lei parlava prima del bellissimo appuntamento dello scorso fine settimana a Jesolo. Jesolo che poi è la sua città, poi, quindi una città di giovani, esatto, di spasso, sì, di divertimento. Sì, un congresso da 2000 persone che quindi, come lei può immaginare, non è facile da gestire anche a livello di pernottamenti, di logistica, di contenuti. È stato gestito secondo me in maniera egregia attraverso un puro lavoro di volontariato, quindi persone che hanno rinunciato a propri spazi, a propri tempi per mettere insieme questa grande convention di 3 giorni che vi assicuro in alcuni momenti è stata anche molto emozionante. E vorremmo anche sapere da Sonia e da Ennio la loro storia. La pubblicità però incombe, quindi diamo appuntamento, lasciamo un breve break pubblicitario alla nostra regia e noi torniamo a breve con Sonia e Ennio e la seconda parte di Storie di Famiglia. Tra poco rimanete con noi. Eccoci nuovamente con Storie di Famiglia. Abbiamo sentito il racconto di Alberto che dopo questo drammatico incidente a causa dell'alcol ha cambiato la propria vita, ha cambiato veramente quello che era il suo futuro, l'ha fatto con l'aiuto della famiglia ma anche con il gruppo di questa associazione che si prodiga proprio per aiutare i molti nuclei. Uno dei nuclei familiari che hanno accettato di venire qui con noi questa sera sono Sonia ed Ennio. Sonia ed Ennio vengono da Cassavio, anche per loro una vita normale, tutte e due con un buon lavoro, vero Sonia? Sì, certo. Poi a un certo punto cosa è successo? C'è stato qualcosa che vi ha destabilizzato in famiglia? A un certo punto mi sono resa conto che c'era qualcosa che non poteva andare nel nostro rapporto di coppia e il dubbio è stato quello che mio marito bevesse. Da cosa si era accorta Sonia? Dall'atteggiamento che non era suo. Lei mi parlava quando ci siamo sentite appunto nei giorni scorsi che una persona cambia, c'è anche un po' di solitudine. Sì, questo è quello che succedeva in famiglia, praticamente dava segnali di star da solo, di isolamento, c'era anche quando io cercavo di approcciarmi per discutere di determinate questioni familiari o anche solo del fatto del mio dubbio, praticamente cercava di isolarsi, di sviare il discorso e tantissime volte c'era proprio questo rifiuto ad essere presente nella discussione. Poi in queste situazioni cosa succede? Succede che ci si accorge che la persona, in questo caso affettivamente vicina, comincia a destabilizzarti perché comunque vedi che non ci sono più comportamenti così affettivi molto vicini, ci si accorge che certe giustificazioni oppure certe spiegazioni sono date, ma sono date così, nascondono delle bugie, per cui una moglie lo capisce. Una moglie lo capisce, sì, cerca di scavare, cerca di mettere in atto tutte le strategie che possiede, ma senza risultato. Fatto sta che nel mio caso la strategia adottata è stata quella di fare violenza anche a me stessa per assumere degli atteggiamenti di forza, per ottenere atteggiamenti di forza nel senso di un approccio relazionale piuttosto forte
e appunto per vedere se la persona reagiva. Ma lei aveva provato ad affrontarlo direttamente, a spiegargli quali erano i suoi dubbi, le sue perplessità, le sue paure? Sì, sì. Io ho provato più di qualche volta, ho anche provato proprio oggettivamente, nel senso che lasciavo magari il segno sulla bottiglia e poi trovavo che comunque il livello della bottiglia era scesa perché aveva bevuto e lui negava in continuazione anche di fronte alla bottiglia vuota. Ennio, mi consenta un attimo, Sonia. Ennio, ma lei era una persona normale, aveva un buon lavoro, ce l'ha ancora, adesso forse in pensione. Sono in pensione. Quali erano le sue abitudini nel bere? È vero che si parte dal classico bicchiere a pasto e poi per motivi che scaturiscono dal nostro cervello si comincia ad assumere sempre più alcol. Lei da quanto da che dose era partito? Io bevevo normalmente al pasto, un bicchiere solito, dopo qualche spritz, e un po' alla volta e un spritz adesso, un spritz dopo, un bicchiere di vino e a mano si va su con la dose e tuttora di adesso ancora io mi sto chiedendo perché ho cominciato a bere. Perché non so cosa mi abbia spinto a mettermi a bere, insomma, che io non avevo mai bevuto così tanto e un po' alla volta ho aumentato la dose, ma non periodicamente io bevevo, non sempre, restavo anche mesi senza bere. Cosa abbia acceso questa luce che mi ha fatto cadere proprio nel baratro, non so spiegarvela, perché ancora tuttora di adesso, dopo 8 anni che sono al club, non me lo so spiegare. Se ci sono, perché problemi non ce n'erano, difficoltà non ce n'erano. Purtroppo, grazie a Sonia, sono uscito, perché dopo 8 anni di club, questa grandissima famiglia che mi ha proprio lanciato lì di dire basta. Le ha dato il là per cominciare, sì, diciamo, questa questa salita alla vetta della sobrietà. Ho incominciato proprio a vedere la luce. Gli ha cambiato la vita, insomma? Senz'altro, magari prima fosse intervenuto il club. Lei si ricorda che cosa provava nei momenti in cui non era lucido? No, perché in quel momento non è che stai lì a pensare perché sto bevendo, perché ho bevuto, interessava solo a bere, solo a bere. Il presidente Aniello proprio a Jesolo diceva si beve per cercare la felicità, lei cercava la felicità? No, bevendo non si cerca la felicità, no, la felicità è adesso, perché vuoi bene alla moglie, vivi tranquillamente, prima invece cercavi di rifugiarti e questo non era felicità, quello è proprio un disastro totale. La felicità è adesso, perché prima proprio era un buco nero, non sapevi cosa fare. Quando si alzava al mattino qual era il suo pensiero? Il mio pensiero era quello di andare a lavorare e cercare di non bere, ma dopo si comincia un po' alla volta, quando si torna dal lavoro aspettando la motonave che è il battello che ci portava al Lido e andiamo a bere uno spritz, andiamo a berne un altro e dopo si aggiungeva sempre più la dose fino a che arrivavi a casa magari
non avevi appetito di mangiare, ti rifugiavi a letto. E mi accorgevo solo che facevo soffrire la famiglia che ti stava vicino e che ti voleva bene. Tante volte Sonia mi diceva: Ennio, guarda che tu bevi, guarda che così, guarda che colà. Me le diceva con belle parole. Ma io dicevo: va bene, no, non lo faccio più, ma giù un'altra volta. Fino a che nel 2006 ho trovato il club, che lei mi ha detto: guarda, dopo che lei ha preso contatti con l'ACAT, ha detto il martedì sera, ha detto: guarda che io vado al club. E io le ho detto: e io ti seguo. Dal 26 di settembre 2006 sono qua, tranquillo e beato. E con una moglie eccezionale a fianco. Esatto, guai chi me la tocca. Sonia, lei ha avuto il coraggio, ha preso e ha detto: adesso è ora di smetterla. Sì, spieghiamo ai nostri telespettatori come ha fatto. Allora, comunque è servita la famosa goccia che fa traboccare il vaso, perché la mia decisione è nata in seguito all'incidente stradale che Ennio ha avuto la mattina del 29 luglio del 2006, prima di recarsi al lavoro. Aveva fatto un giro per per un affare e nel ritornare a casa da solo è uscito di strada. Sembrava un incidente banale, ma alla fine ha riportato la frattura di una vertebra, della vertebra lombare, e quindi ha rischiato la paralisi degli arti inferiori. Quindi dopo il ricovero in ospedale, l'intervento chirurgico per la stabilizzazione, ci siamo trovati di fronte a una reazione che neanche i medici si aspettavano e che loro hanno definito, sempre con il punto di domanda, però in cartella clinica appare la dicitura di crisi d'astinenza. In seguito a questa, appunto, quindi a queste caratteristiche, dopo alcuni giorni che Ennio era in ospedale. Questa cosa sì. Cioè io allora, quando Ennio era in ospedale, io mi ero già preparata a chiedere ai medici se potevano darmi un aiuto per parlarne a Ennio di questa difficoltà. E invece un giorno, quando sono andata a fargli visita, li ho trovati appunto che mi stavano aspettando perché dovevano mettermi al corrente di quanto accaduto la notte. E mi hanno detto che appunto quello che era successo faceva pensare al delirio tremens in relazione all'astinenza ad alcol. Allora in questo momento è scattata sta molla, ho detto non posso lasciar perdere questo momento, anzi devo prenderlo proprio come stimolo a cercare di correggere questa situazione. E quando Ennio è uscito dall'ospedale ho telefonato per fissare un appuntamento all'ACAT a Basso Piave e da qui è partita tutto il percorso che stiamo facendo. Diciamo che non è stato facile deciderlo, però è scattata la molla della richiesta di aiuto, nel senso che per noi sarebbe stato problematico arrivare a frequentare il club, e per il fatto che non usavamo la macchina. Io ho la patente ma non guido e Ennio in quel periodo non poteva guidare, non c'era stato il ritiro di patente, c'era stata una mia strategia. Perché dagli esami poi non risultava avere un tasso alcolimetrico al di sopra del limite, perché poi alla fine erano passate anche parecchie ore, vero Sonia? Sì, perché
La prova del tasso alcolico era stata effettuata il pomeriggio, lui aveva fatto l'incidente al mattino, quindi si poteva presupporre che avesse bevuto quel mattino, come anche no, quindi non essendoci dati certi non si è potuto, sì, la patente è rimasta. E sono stata io che ho usato in quel momento una bugia, gliel'ho nascosta, ho nascosto la patente. L'ho nascosta dicendo che i vigili l'avevano trattenuta proprio per vedere quale fosse stata la sua reazione. Perché l'ha nascosta, Sonia? Proprio per metterlo di fronte al fatto compiuto e vedere se lui riusciva a capire la gravità di quella situazione. E quindi per andare al club mi sono appellata a degli amici, perché appunto sarebbero stati disponibili anche fratelli, sorelle, però sapevo che avevano altri impegni di famiglia molto importanti, per cui questi amici hanno accettato di accompagnarci al club e per un bel po' di tempo ci aspettavano ogni sera. Quindi si è fatta anche coraggio, perché all'inizio era un po' un segreto quello che voi avevate tra Ennio e lei, vero Sonia? Sì, perché comunque sono cose che ritieni cose personali e cerchi di custodire, cercando di trovare anche tante altre modalità per risolverle. Quindi vale la pena farsi coraggio, affrontare anche le chiacchiere, tra virgolette, degli altri, per vivere una vita serena. Vale la pena farsi coraggio, qualunque possa essere la risposta che un'altra persona ti dà. Però c'è bisogno del fare insieme, della collaborazione che poi si trova all'interno del club praticamente, della condivisione più che altro, perché quando sei in club ti rendi conto che sei una dei tanti, non sei l'unica ad avere queste necessità ed avere questi momenti di difficoltà. Voi avete trovato aiuto all'inizio, adesso lo state dando voi l'aiuto, vero Sonia? Lei ha anche un ruolo all'interno dell'associazione. Io quando dopo poco che frequentavo il club, ho fatto il presidente di club e poi quando è stato il momento di trovare un componente del club che facesse parte del direttivo, siccome per noi non è così una passeggiata arrivare a San Donà, perché comunque sono sempre 40 chilometri. Non è così agevole. Però sì, ma diciamo che mi sono sentita anche, ci siamo sentiti responsabili, perché io avrei tenuto fermo il fatto di non prendermi questo impegno, però è stato Ennio a invitarmi a farlo. E questo, poi abbiamo partecipato a novembre al corso di sensibilizzazione per servitori insegnanti per approfondire proprio le tematiche e per conoscerne un po' di più, insomma, in merito a quella che è la metodologia e alla vita di club in generale. Ennio, in chiusura, perché poi lasciamo spazio ad un'altra famiglia, sempre della vostra associazione, un consiglio a quelli che a quanti ci stanno ascoltando in questo momento e che si trovano un po' nella situazione in cui si trovava lei alcuni anni fa. Allora, di non aver paura, di farsi aiutare, perché la vergogna si può superare. Se l'ho superata io, ci sono i club, c'è tanta gente che va al club, ti daranno una mano, le daranno una mano, perché io che sono 8 anni che sono al club, adesso vedo il mondo differente da quando lo vedevo prima di entrare al club. Adesso in questo momento, come dicevo, adesso sono felice, veramente. Fatevi aiutare, questa è una cosa bella. Sonia, questa felicità di Ennio è condivisa anche da lei, immagino? Beh, senz'altro,
perché comunque quando si riesce ad uscire da una certa situazione, una situazione che creava sofferenza, disagio, dolore, tutto quello che di negativo vogliamo metterci, poi uno si risolleva. Bene, noi ringraziamo di cuore Sonia ed Ennio, li salutiamo, lasciamo spazio ad un'altra famiglia per un'altra testimonianza che dà veramente forza. Quindi noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità e di nuovo grazie ad Ennio e grazie a Sonia. Grazie a voi. Seconda parte di Storie di famiglia, continuiamo a parlare dell'alcol, di quando l'alcol diventa un abuso e diventa una tragedia sia per la persona che per la famiglia. Abbiamo sempre con noi Alberto Cavazzini, questo giovane papà che a seguito di un incidente causato dall'alcol ha avuto il coraggio di rivedere la propria vita, ma si sono aggiunti dopo la testimonianza di Ennio e Sonia anche Giovanni Garbuio, che è coordinatore dell'ACAT di Treviso, e con noi anche un'altra famiglia. Abbiamo Monica Basei, buonasera Monica, e Vasco Gorini, sono marito e moglie, compagni in sostanza. Ecco, voi avete, cominciamo proprio da questa famiglia, da questa giovane famiglia. Se Alberto ha avuto un incidente stradale a seguito dell'alcol e poi da lì ha cambiato vita, lei, se non erro Vasco, da un incidente stradale, quando prima aveva una vita normale, è caduto in depressione e ha cercato quella felicità, tra virgolette, che le mancava attraverso l'alcol, è vero? Sì, che poi è un'illusione, non è una felicità vera e propria. Questa illusione mi è capitata appunto per il fatto che ho avuto questo incidente e mi sono buttato un po' in depressione. Ero lucido quando ho avuto l'incidente e non avevo il problema dell'alcol. Sì, bevevo come tutti, una birra così, ma non andavo a fare abusi, insomma, di alcol. E dopo, subentrato questo incidente, la depressione, perché non ero più a posto come prima, mi sono rotto un po'. Ho avuto un frontale con un camion. Un brutto incidente. Sì, quindi. è portato via con l'ambulanza, così incosciente. E poi, dopo verso un anno, da quando ho avuto l'incidente, ho fatto 2 anni. Di mobilizzazione, sì, quindi? Praticamente ho avuto diverse operazioni. E niente, praticamente mi sono buttato un po' in depressione perché non lavoravo per questi motivi, insomma. Abituato poi a una vita molto attiva prima dell'incidente. Sì, tra l'altro lavoravo e abitavo da solo anche, cioè ero abbastanza immobilizzato, insomma, ho dovuto cambiare proprio stile di vita. E niente, mi sono buttato un po' a bere e sempre di più appunto su questa illusione poi della felicità che non è, che era nascondere anche tante problematiche che avevo, no? E il rapporto con Monica andava peggiorando e ho avuto l'opportunità appunto di entrare a far parte di questo club che mi ha dato una mano, insomma, a uscire. Con cosa aveva cominciato a bere, Vasco? Vino, anche superalcolici, caffè corretto, insomma stavo andando giù abbastanza forte. E con che cadenza? Cioè nell'arco ogni della cadenza giornata. era buona, insomma, per quello. Non è che mi tirassi indietro. Mangiando ne approfittavo un po' troppo, non era il bicchiere di vino, ma era la bottiglia che andava via. Cioè, quindi non c'erano misure. E questo andava sempre peggiorando, insomma. Fino a che con Monica ci siamo detti è meglio dare una svolta a questa vita e dare un cambiamento, insomma. Monica, lei aveva visto Vasco cambiare nell'arco di quanto tempo? Del periodo della convalescenza o se n'è accorta dopo? No, l'avevo visto cambiare e lui fortunatamente quando beveva non diventava violento. Lui lo usava come ansiolitico, quindi io arrivavo a casa
e lo trovavo spesso a letto che dormiva, ma non era un dormire sano, era un dormire perché aveva bevuto. E quindi era un inferno, veramente, finché dai una volta, dai l'altra, ho detto adesso basta, bisogna fare qualcosa, e ci siamo rivolti al CERT, ma neanche là avevo trovato la soluzione, finché ci hanno proposto di fare un percorso a Castelfranco, praticamente un percorso minimo di 45 giorni dove la persona si estranea totalmente dal solito tram tram e quindi ha tempo di lavorare su se stessa. Però per fare questo percorso ci deve essere anche l'appoggio dei familiari, quindi l'ho aiutato io, l'ho aiutato la mamma, perché quando una persona beve non è solo il problema della persona, è un problema che riguarda la famiglia, quindi il cambiamento non doveva farlo solo lui, ma dovevo farlo anch'io, dovevo farlo anche sua mamma, perché io mi ricordo che la prima cosa quando mi svegliavo gli dicevo oggi mi prometti che non bevi, e più io gli dicevo così, più lui cosa faceva? Beveva. Quindi più lo spingevo a non bere, più lui beveva, e così di continuo, finché ha deciso lui di dire basta. È stato ricoverato io 45 giorni a Castelfranco, io ho partecipato perché fai anche gruppo anche là, poi ci siamo inseriti nel club dove tuttora noi frequentiamo ogni martedì, e così abbiamo cominciato dal 15 settembre 2008 la mia nuova vita matrimoniale, diciamo. Giovanni Garbuglio, abbiamo sentito queste storie di questi ragazzi giovani. Lei, quando ci siamo sentiti telefonicamente nei giorni scorsi, mi parlava di abitudini consolidate fin dai tempi... Dai tempi di gioventù. Quindi una gioventù, lei possiamo dire quanti anni ha, visto che li porta bene in gioventù? Ho 69 anni. Lei ha 69 anni, però mi raccontava che certe abitudini erano quelle di famiglia, abitudini normali. Anche di famiglia, ma anche... era il periodo che nascevano delle balere, i primi, non c'erano discoteche, non c'erano cose, i primi approcci che avevamo qui, il ballo, qualcosa, erano dentro le balere, automaticamente il bere noi non l'avevamo come un qualcosa che... Per andare via di testa? No, per andare via di testa. L'avevamo così, per gioco, si può dire. Perché eravamo se secondo voi all'epoca era un gioco, lo consideravate un gioco? Si facevano tanti festini per le case, in casa, con le ragazze, così. Mi ricordo che quello che non aveva la ragazza, quello ti beveva fuori su tutto. Allora, è quello che non davamo peso all'alcol, non lo conoscevamo neanche sentito nominare, si può dire. Si beveva perché bevevano anche gli altri. E così andando avanti con gli anni, quello si è maturato in un'abitudine giornaliera. Dopo il distacco magari che ho fatto 4 anni di Svizzera, quello è stato un distacco da quello che ero prima, automaticamente. Lei all'inizio, diciamo prima di entrare all'interno del percorso dell'associazione e quindi di smettere completamente di bere, esatto. Prima non esisteva neanche, anzi oggi mi chiedo se esisteva allora il club, quelle cose lì, penso che mio padre avesse fatto una vita un po' migliore. Ecco. Oggi. Questo era un problema, quindi lei ha avuto il problema dell'alcolismo, era un problema che aveva avuto anche suo padre? Anche mio padre. C'è stato una sorta di tramando familiare? Sì, è un tramando familiare. Forse una volta non ci si rendeva conto che questo era un problema? No. Si fa fatica anche oggi pensare che sia la famiglia che induce magari il ragazzino a bere, perché l'alcol esiste in casa.
non esiste solo fuori, ecco. È così. Dopo è successo che venuto a casa dalla Svizzera mi sono trovato da solo, perché io non sono tornato a casa, abituato a vivere da solo in Svizzera, non torno a casa a vivere, no, sono rimasto fuori di casa, ho convissuto con la mia compagna per 9 anni, nel frattempo abbiamo avuto un figlio. Il figlio ci siamo lasciati dopo 9 anni, il figlio aveva 5 anni. E nel frattempo lei aveva sempre questi problemi? Sì, il problema c'è. E il lavoro, come riusciva a combaciare il lavoro? Combaciavo il lavoro. Con questa, tra virgolette, malattia, anche se mi pare di capire voi non ci tenete a chiamarla malattia. È un modo di vivere. Di vivere, ma anche di esprimermi delle volte, perché è così. Suo figlio cosa diceva di lei, Giovanni? Allora, quando è successo che ci siamo lasciati con la mia compagna, il figlio me l'hanno affidato a lei. Me l'hanno affidato a me. Automaticamente ho dovuto fare anche lì un cambiamento di vita. Ne ho fatti più di uno cambiamento, che ho dovuto da fare il muratore, cioè fare il muratore già che avevo fatto magari il pizzaiolo a Jesolo. E così ho preso una pizzeria. Ha cambiato vita? Ho cambiato vita. E anche smesso di bere? No, quello è sempre continuato. Forse anche perché trovandosi all'interno di questi pubblici esercizi... Gestivo bene anche la pizzeria. Cos'è che le è scattato? Cos'è che è successo? Qual è stata la scintilla che l'ha fatta cambiare? La scintilla è stata quella che una sera, il giorno di San Silvestro, venivo dai miei fratelli giù da Refontolo, e uno in macchina mi è passato via, mi ha fermato. Mi ha detto, non sarebbe meglio che ti fermassi e dormissi. Aveva visto la macchina, quindi che lei stava guidando? Mi sono reso conto dopo che vedevo la striscia del centro-strada che si allargava così. Cioè io non ero nella mia carreggiata, sicuramente. E così, da quel momento ho detto, qui devo fare qualcosa. Mi sono fatto un esame e allora ho fatto anche un esame tramite il figlio, che mi sono accorto che anche il figlio si era accorto di tutto l'insieme. E quindi è una cosa che avete fatto insieme? Era bravo a scuola e tutto quanto. Da quel momento lì ho detto, devo trovare la soluzione. Sapevo che c'era il SERD a Treviso, alla Madonnina, e la prima volta sono venuto giù, ho fatto un colloquio con la dottoressa. E poi è entrato in associazione? No, dopo una settimana ho telefonato giù, ho detto, posso venire giù? E adesso è diventato addirittura coordinatore di 5 centri ACAT. Sono anche 23 anni che ci sono dentro. Quindi lei un po' rappresenta la costanza e la caparbietà. Ho creduto a quello che era quasi da subito, perché io l'alcol l'ho buttato via subito. Alberto, abbiamo sentito il signor Giovanni che ci parlava di queste abitudini consolidate nei tempi che furono, insomma, 50 anni fa, dell'alcol, dell'uso dell'alcol in famiglia. Adesso lei è una persona più giovane, ma ha contatto soprattutto con i giovani. Quanto incide l'avere a disposizione per i giovani l'alcol nell'immediato, diciamo, sempre a portata di mano? Ma incide, a mio parere, incide moltissimo, perché noi ne parliamo spesso. Il problema del bere è soprattutto un problema che fa parte della nostra cultura. Io molto spesso sento
parlare di interventi legislativi, di leggi. Ho la convinzione che tutto questo non serva a niente se non passa attraverso le famiglie, se non passa attraverso la scuola, se non passa attraverso anche le cose più semplici, la festa di paese, la festa del prete in parrocchia, perché è chiaro che se io devo educare mia figlia, in questo caso all'astinenza, ma come dicevo prima alla sobrietà, è chiaro che io non posso educare mia figlia bevendo mezzo litro di vino a pasto, perché non riesco a dare l'esempio, insomma, quindi forse bisognerebbe fare tutti un passo indietro e vedere da dove possiamo ricominciare per poi trasmettere ai giovani quelli che sono i valori che noi in qualche modo cerchiamo di condividere attraverso l'associazione e poi diffondere, perché ce lo dicono anche i dati statistici. Ho visto qualche trasmissione vostra su Antena 3 dove sono venuti importanti rappresentanti della Polstrada e di persone certamente più importanti di me. Se voi ricordate, dal punto di vista statistico, c'è stato un calo, per esempio, dell'incidentalità e dell'assunzione di alcol solamente quando è entrata in vigore la patente a punti, no? È vero. Che tutti hanno avuto questo effetto psicologico la paura di perdere la patente. Scemato quello, perché dopo chiaramente i giovani capiscono anche le cose al volo, quando si sono accorti che i controlli erano pochi, che le probabilità di... Anche tutto quello è andato a scemare. Io per l'amor di Dio non voglio fare un processo alle forze dell'ordine con le quali noi anzi collaboriamo, posso dire settimanalmente per Però farci... non bisogna mollare l'osso. Ma no, non bisogna, ma continuare a parlare. Ribadisco, partendo proprio dalla famiglia, perché la famiglia deve essere un punto di ripartenza, ma non solamente per l'uso o l'abuso di alcol, per lo stile di vita, perché molto spesso ci sono genitori, io lo dico da genitori, che non sanno nemmeno cosa fanno i figli, quindi magari cerchiamo di stringere un po' più altri tempi e dedicare magari ai nostri figli un po' più tempo, perché crescono in fretta. Grazie, la pubblicità incombe, un ultimo break pubblicitario tra poco con l'ultima parte di Storia di Famiglia. Ultima parte di Storie di Famiglia, stiamo parlando di alcol perché dal vizio del bere si può smettere e ne sono testimoni le famiglie che abbiamo qui questa sera, ma anche Sonia ed Ennio che sono stati poco fa con noi. Abbiamo Vasco, abbiamo Monica, questa coppia di giovani ragazzi che dopo un percorso anche abbastanza impegnativo, vero Vasco, 45 giorni in ospedale e poi tanti anni di club, di associazione, adesso sono ripresi in mano, come io uso spesso dire, la propria vita e siete felici. Ma in cosa consiste entrare dentro ad un club? Qual è il percorso? Relazionarsi e quindi affrontare le problematiche settimanali, diciamo, perché ci incontriamo 2 ore ogni settimana, quindi e apportare le proprie problematiche e sentire anche le relazioni degli altri, insomma. Ma io decido di entrare la prossima settimana, il mio percorso da persona appena arrivata qual è? Guardare, presentarsi e tirar fuori, insomma, le tue problematiche, no? Quindi davanti dopo, agli altri espongo certo, quello che a me fa star male. E cercare di restare sobri naturalmente, all'inizio almeno. Per sobrietà cosa si intende, Vasco? Non assumere assolutamente alcol, ma qualsiasi cosa, ma anche l'aceto ad esempio di vino per l'insalata, si cerca di avere aceto di mele ad esempio. Niente che istighi l'assunzione di alcol, insomma, che istighi. La persona interessata o anche i familiari? I familiari è molto importante che ci sia l'apporto della famiglia, quindi non che il papà beva e chieda al figlio di non bere ad esempio, o il marito alla moglie o la moglie al marito, insomma. Deve esserci un coinvolgimento dell'intero nucleo. E questo... Ma quindi i familiari partecipano anche loro a questi incontri? Certo, quindi si cerca di evitare assolutamente, se c'è
un individuo della famiglia che ha problema, che ci sia alcol in casa, insomma, che non mettergli davanti delle problematiche che in effetti... Non tentarlo, insomma, non tentarlo. Possiamo dire così. Sì, evitare. Come mettere le caramelle ai bambini e dire non mangiarle. Infatti, se qualcuno viene a casa nostra, gli offriamo il caffè, gli offriamo una Coca-Cola, perché alcol a casa nostra è sparito e continuiamo a avere amici, gli amici quelli veri, perché i nostri amici sanno il percorso che stiamo facendo e tanti amici ci hanno dato una mano. E i veri amici sono rimasti. E i veri amici sono rimasti, non sono quelli del bicchiere al bar. Vero Vasco, proprio con lei stavamo parlando al telefono, mi stava dicendo c'è stata una sorta di autoselezione delle amicizie, anzi delle conoscenze forse più che delle amicizie. Alberto, vogliamo dare un ultimo messaggio ai ragazzi che ci stanno ascoltando, quelli che poi saranno la generazione futura? Sbagli come i suoi, basta? No, basta, per l'amor di Dio, prendetemi come esempio. Ma le raccomandazioni ai giovani è difficile farne, perché poi ognuno chiaramente deve avere il suo percorso di vita, il suo percorso di crescita. Noi in questo momento ci siamo ritagliati questo ruolo, che è quello di cercare di far capire che comunque esistono dei modi per divertirsi che non sono necessariamente collegati agli eccessi. Noi siamo qui, se hanno dei bisogni, hanno bisogno anche di un solo parere, insomma non devono avere vergogna, possono chiamarci. Ricordiamo quindi anche i numeri, quindi prego anche la regia di mandare in onda proprio il numero di telefono, in questo caso dell'ACAT del Basso Piave, che ha sede a San Donato di Piave. Noi, ecco. noi siamo sempre disponibili, ci fissiamo un appuntamento, c'è un primo colloquio che ovviamente non faccio io, ma che farà il servitore insegnante, di approccio, per capire un po' anche dove sta, insomma, dove sta il problema. È superata la prima fase, prima credo l'abbia detto Ennio, la prima fase dell'imbarazzo, della vergogna, poi è una strada in discesa che dà anche molte soddisfazioni. Il vostro presidente veneto a Jesolo ha detto ci sono dai 400 alle 500.000 persone in Veneto interessate, ed è un problema molto diffuso, perché si parla del 93% delle persone che fa uso di alcol, quindi un problema dell'intera comunità, quindi non è un problema che riguarda solo gli altri. Bene o male una famiglia inevitabilmente o per un parente o per un amico ne è coinvolta, mi conferma Alberto? Ma sì, certo, le confermo questi dati, ma soprattutto dico una cosa in più, che le famiglie che frequentano il club sono una ricchezza, perché sono famiglie che hanno preso coscienza di una difficoltà. Molto spesso il problema nasce dalla percezione della difficoltà che la gente normale, tra virgolette, non si rende conto che esiste una difficoltà in famiglia fino a quando non succede qualcosa, molto spesso anche di definitivo. Per cui i dati che ha appena detto lei sono dati reali, sono dati molto allarmanti, perché non c'è una famiglia del Veneto che non abbia un contatto alla fine con qualcuno che possa avere un problema del genere. Certo. Giovanni, uomo di lunga esperienza, un consiglio ai nostri ragazzi, alla gente che ci sta ascoltando? Io consiglio che chi in casa chi non assume o che non ha il problema lo veda bene il problema dell'altro. Quindi non fare un po' come gli struzzi e mettere la testa sottoterra, non come fanno, ma la cosa più semplice, se ne vanno, scappano, rovinano la famiglia, che creano difficoltà, ma che rimangono, che dall'alcol si può venire fuori, insomma, ecco. Bene, noi ringraziamo quindi Giovanni Garbuio, ringraziamo Alberto Cavazzini, ringraziamo questa splendida coppia Vasco Gorini e Monica Basei. Abbiamo affrontato questo argomento, abbiamo detto un argomento importante e purtroppo è noi molto diffuso, però come ci hanno evidenziato i nostri ospiti questa sera è una problematica dalla quale si può uscire. Storia di famiglia si conclude qui, grazie quindi per averci seguito e naturalmente arrivederci alla prossima settimana.